Sai cos'è il tumore ovarico? È il tumore femminile più aggressivo e meno conosciuto. Ogni anno viene diagnosticato a 6.000 donne e quasi sempre in stadio avanzato, perché non esistono ancora strumenti di screening precoce. Oggi il tumore ovarico si può scoprire in tempo solo con più informazione. Imparare a riconoscere i sintomi della malattia, scoprire i fattori di rischio e di protezione può salvare la vita. Acto Onlus è con voi. Per saperne di più vai sul sito www.actonlus.it. Mi chiamo Luigi Minerva e ho in questo momento l'onore di fare il direttore dell'SSL di Cagliari. Mi dà il piacere di conoscere le associazioni che promuovono incontri come questo, che riescono ad avere i collegamenti necessari per portare risorse professionali importanti che hanno storia, che hanno scienza, che hanno ricerca, che hanno casistica. Sono Elisabetta Ricotti di Acto. Acto è la prima rete nazionale di associazioni pazienti sul tumore ovarico. Noi ci occupiamo, oltre che a fare informazione, di sostenere le pazienti nel loro percorso di cura, sostenerle sia dal punto di vista psicologico, offrendo iniziative come il make-up in ospedale, come il movimento utile per sopportare meglio l'aggressione della malattia, sia dal punto di vista dei diritti, perché noi difendiamo i loro diritti sui tavoli regionali o nazionali quando si tratta di ottenere equità di trattamento, quando si tratta di supportare l'introduzione di farmaci innovativi che possono allungare la vita. Ci occupiamo anche con le nostre iniziative di migliorare la loro qualità di vita. Siamo presenti a livello nazionale e abbiamo anche 5 affiliate a Torino, Napoli, Roma, Bari e, cosa recentissima, un'ulteriore affiliata a Lombarda che si occuperà dell'attività sul territorio rispetto a noi che siamo a livello nazionale e internazionale. Sono Chetta Lorusso, sono una ginecologa-oncologa, lavoro all'Istituto Tumori di Milano. Io ho il privilegio di essere una donna che cura le donne e mi occupo di terapie mediche dei tumori ginecologici. E oggi abbiamo parlato molto di tumore ovarico. Il tumore ovarico oggi è una malattia che colpisce in Italia circa 6.000 nuove donne l'anno, la cui sopravvivenza negli ultimi anni non si è modificata moltissimo, anche per colpa del fatto che non abbiamo un efficace test di screening nella malattia e quindi il 70-80% delle diagnosi è al terzo e quarto stadio, quando la malattia è avanzata, e questo impatta sulla possibilità di curare la malattia. Però è anche un momento molto importante per parlare di questa malattia, perché oggi abbiamo tante novità in arrivo. Gli ultimi anni hanno visto l'arrivo di farmaci come gli antiangiogenetici, i PARP inibitori, e oggi stiamo testando l'immunoterapia, e tutto questo rappresenta delle opportunità per le nostre pazienti. E peraltro abbiamo anche capito che è sbagliato parlare di tumore ovarico, perché i tumori ovarici sono 5, con 5 storie di malattia diverse, 5 possibilità di rispondere in maniera diversa alla chemioterapia, e probabilmente non devono essere trattati con la stessa chemioterapia. E quindi per il futuro il trattamento verrà impostato almeno rispetto all'istologia del tumore, e allora vediamo che in alcuni tumori, come i tumori sierosi di basso grado, probabilmente dovremo usare l'ormonoterapia e non la chemioterapia. Nei tumori a cellule chiare la radioterapia insieme alla chemioterapia,
e nei tumori sierosi di alto grado stanno arrivando e sono arrivati in clinica i PARP inibitori, probabilmente già dall'inizio della storia di malattia e non solo nel momento in cui la malattia si ripresenta. Abbiamo avuto questo pomeriggio bellissimo, veramente emozionante qui a Pimentel, dal coraggio di una mamma che sta in qualche modo affrontando e provando a metabolizzare, laddove questo sia possibile, il dolore per la scomparsa di una figlia. Nasce un pomeriggio di confronto e dibattito con la popolazione, con i medici di base, per ricordare questa ragazza, la signora Mirai, ma soprattutto per ricordare il fatto che di questa malattia si deve parlare, perché l'unica possibilità di sconfiggerla è proprio la conoscenza. Antonio Macciò, responsabile del reparto di ginecologia oncologica dell'ospedale Businco di Cagli e dell'azienda Bruzzo. Il reparto di oncologia ginecologica si interessa logicamente della cura dei tumori dell'apparato genitale femminile, si interessa in particolare della terapia chirurgica degli stessi, senza tralasciare l'intervento medico nel supporto alla terapia chirurgica prima e dopo l'intervento. Il livello del reparto ormai è certificato dalle numerosissime pubblicazioni a livello internazionale, è certificato dall'impatto scientifico delle riviste nelle quali noi pubblichiamo ed è certificato anche dai più importanti e prestigiosi siti internazionali di ricerca. Il problema della certificazione riteniamo sia estremamente importante perché è a tutela del paziente. Il paziente che vuol sapere, può sapere, collegandosi con internet, con Google, indicando il mio nome o il nome del reparto e avendo così tutte le informazioni più importanti sulle attività di ricerca e studio che il reparto porta avanti da anni. Il reparto è fra i leader internazionali della chirurgia dei fibromi per via laparoscopica, ha raggiunto il doppio record mondiale del peso di utero più grande asportato da questa tecnica, certificando che il livello raggiunto è estremamente importante a tutela dei nostri pazienti. La giornata di oggi, giornata importante per il numero dei partecipanti, per l'emozione dei partecipanti, certifica finalmente che la donna sarda sta capendo che deve impegnarsi a tutela della sua salute e quindi a tutela della sua dignità e del diritto che ha di essere curata nel migliore dei modi e che giustamente la donna sarda pretende il meglio perché nel meglio c'è una possibilità in più contro un nemico che di per sé è già temibile. Ho accolto davvero molto volentieri. Io devo affrontare un argomento che potrebbe annoiare a morte perché è quello delle terapie mediche del carcinoma dell'ovario. Nella storia clinica di una paziente con carcinoma dell'ovario i momenti in cui si può proporre la terapia sono diversi. Dopo la chirurgia, prima della chirurgia forse, possiamo arrivare a tutto, oppure quando la malattia purtroppo si ripresenta. È vero che dobbiamo sempre cercare di migliorare la sopravvivenza, ridurre i sintomi, ma dobbiamo anche consentire ai pazienti di avere una buona qualità di vita. Grazie. Mi chiamo Maria Fois. Dopo la mancanza di mia figlia andata via per un tumore ovarico, ho deciso di coltivare i tulipani, il fiore preferito di mia figlia. E diciamo che l'effetto è stato straordinario perché questa macchia di colori variopinti ha riempito
di freschezza e il campo naturalmente si è colorato. I visitatori sono stati tanti e noi li abbiamo venduti con l'obiettivo di aiutare la ricerca e l'informazione. E ho deciso quindi con il ricavato di devolverlo all'Acto, ma ad un patto, che il primo evento fosse fatto a Pimentel. Loro hanno accettato il mio invito ed oggi abbiamo appunto realizzato il primo evento a Pimentel sull'informazione del tumore ovarico. La risposta di Pimentel, a dir la verità, non me l'aspettavo, è stata strarompente perché tutti hanno partecipato, tutti hanno voluto vedere questo campo, tutti hanno comprato i tulipani. È una cosa che naturalmente io non mi aspettavo e mi ha fatto piacere perché ho capito che le persone qui mi vogliono bene e quindi cercano di starmi vicino. E naturalmente io non posso fare altro che ringraziarli.